invece a Penerselle è stata messa una targa, in cui si dice che cos'era Penerselle, se in Sicilia in Beotis diciamo che c'era un campo di concentramento del tipo nazista, i Beotis reagiscono, dicono che è impossibile che queste cose buone che erano venute a portarci a civiltà, a liberarci, avevano praticamente un campo di sterminio. Quindi la nostra situazione non è che è bella, gli avversari sono forti, hanno un sacco di soldi, hanno in mano il controllo di stampa, di televisione. Per esempio ho letto il giornale Sicilia ieri, non si permise manco in un chattino di dire che c'era un complesso di sti sciagurati del Fronte Nazionale. Noi siamo pochi, non abbiamo mezzi, ma non perderemo, non ci cancelleranno. Prima perché siamo siciliani, tornando al vecchio fatto, io mi riferisco a precedenti storici. Nel 1301 la flotta siciliana in guerra contro il Regno di Napoli andò a bloccare il porto il golfo di Napoli. La flotta napoletana angioina era numericamente più forte, poi un brutto giorno transitò nel golfo di Napoli, informazione, però meglio il difetto dell'orgoglio, noi siamo siciliani, che dire non facciamo schifo perché siamo siciliani. E qua io riprendo questo concetto, dice siamo pochi, non abbiamo soldi, ma non perderemo perché siamo siciliani. Perché diciamo la verità, e noi non ricordiamo chiacchiere, che dove diciamo la verità, se c'è un difetto